Al via l'edizione 2021 di Bluesealand a Mazara del Vallo, che durerà fino al prossimo 31 ottobre, un momento di confronto sulle tematiche del Mediterraneo e sulle scelte sostenibili per la ripartenza. Il primo evento, quello in collegamento con Ecomondo, una fiera di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Quindi l'inaugurazione ufficiale con il convegno Sicilia Opportunità di Sviluppo e Cooperazione, che ha visto la relazione di Nino Carlino, presidente del distretto Pesca e Crescita Blu, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, e l'assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca, Toni Scilla. Hanno partecipato anche esponenti del governo della Libia, del Ghana e della Mauritania. Quest'anno è la 10ª edizione, quindi ci tenevamo moltissimo a farla in presenza. Gli argomenti sono importanti, gli ospiti sono addirittura più importanti degli argomenti, abbiamo avuto risposte da parte di parecchie delegazioni straniere, siamo sinceramente soddisfatti, diciamo, al momento all'avvio della manifestazione. Speriamo che tutto proceda per come abbiamo organizzato. Oggi un importante inizio con Ecomondo, diciamo un incontro anche virtuale. Sì, noi con Ecomondo abbiamo un protocollo d'intesa, una collaborazione. Normalmente loro sono sempre stati presenti qua e noi siamo sempre stati presenti ad Ecomondo. Quest'anno è capitata l'accavallamento delle due manifestazioni, per cui abbiamo deciso di fare questo nostro convegno iniziale con loro, che viene contemporaneamente trasmesso attraverso la nostra piattaforma digitale Global Community Expo e la loro piattaforma digitale. Un importante convegno su sviluppo, cooperazione, quanto è importante, abbiamo visto anche la partecipazione di ambasciate libiche, del Ghana, insomma un evento sicuramente di livello internazionale, Bluesealand. Il convegno di oggi è estremamente importante perché noi diciamo che il futuro in questo mar Mediterraneo o ancora più nel Mediterraneo allargato, il futuro è sicuramente la cooperazione. Dobbiamo cercare di condividere quelle che sono le risorse e fare in modo che queste risorse vengano valorizzate al meglio ma utilizzate senza essere depauperate. Dobbiamo lavorare tutti affinché sia una edizione concreta. Bisogna che alla fine possano uscire fuori quelle politiche che servono per fare in modo che il mondo dell'agroalimentare, partendo dalla pesca, possa davvero avere poi le giuste attenzioni nei tavoli che contano a Palermo, a Roma e a Bruxelles. Comunque assistiamo sempre al sequestro dei pescherecci qui a Mazara del Vallo da parte delle autorità, in particolare tunisine. Su questo bisogna fare qualcosa di reale e di concreto anche per la salvaguardia dei familiari dei vari pescherecci. Per la verità, più che con i tunisini ultimamente il problema abbiamo con i libici. Fortunatamente, proprio rispetto alle cose che ho detto poc'anzi, con il governo tunisino siamo riusciti a trovare quella sinergia dei rapporti, degli interscambi. Bisogna farlo con la Libia. La Libia è, diciamo, una nazione dove l'Italia ha avuto sempre un ruolo, ultimamente non l'ha avuto. C'è stato un governo nazionale che non ha saputo esercitare il ruolo di guida sotto l'aspetto politico-economico per quanto riguarda l'Europa intera. Oggi con il governo Draghi qualcosa è cambiato e sta cambiando in maniera concreta. Io ieri ho chiesto a Battistoni di inserire la regione siciliana, insieme anche al Ministero delle Politiche Agricole, nel tavolo nazionale con gli esteri e la difesa, perché secondo me quel tavolo è manchevole se non c'è la Sicilia a discutere con i nostri dirimpettai. Finalmente torniamo in presenza, no? La pausa 2020 è stata una pausa che abbiamo mal sopportato. Il Bluesealand è un evento che ha una caratura internazionale e che trova in Mazara il luogo naturale, perché Mazara è un riferimento del Mediterraneo, un riferimento che è un po' affaticato, acciaccato e che dobbiamo rimettere al centro di modelli di cooperazione e di sviluppo che guardano intanto alla sostenibilità, che è il tema vero dei prossimi anni, e poi a modelli di cooperazione. Senza sostenibilità e cooperazione non ci può essere sviluppo nel Mediterraneo, non ci può essere sviluppo nel nostro territorio. In questo senso il Bluesealand è un'opportunità unica per ragionare di progetti innovativi in cui Mazara non potrà che avere un ruolo da protagonista.